Dopo 10 anni dall'abolizione delle province, trasformate in liberi consorzi e commissariati da un decennio, la Sicilia finalmente compie il primo passo per la reintroduzione degli enti, o meglio dell'elezione diretta degli organismi. Stamani la Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea ha esitato il disegno di legge, mettendo così fine a un'esperienza fallimentare come quella voluta dal governo Crocetta, quando si decise di abolire l'ente intermedio. Questo quanto ha affermato il presidente della Commissione Ignazio Abate della Democrazia Cristiana. Adesso il testo dovrà passare al vaglio dell'Aula, alla ripresa dopo la pausa estiva. Il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime compiacimento per l'approvazione da parte della prima commissione all'Ars del disegno di legge governativo sulle ex province. Un altro appuntamento importante, dice Schifani, rispetto dalla maggioranza. La riforma delle province con la reintroduzione dell'elezione diretta rappresenta un obiettivo del programma di governo, un nuovo modello istituzionale essenziale per la migliore gestione del territorio. Sono certo che alla ripresa dei lavori anche l'Aula, nel rispetto delle regole parlamentari e della dialettica politica, approverà la riforma attesa da anni. E su tale argomento interviene anche l'onorevole della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, affermando come nei territori si tornerà al voto come un tempo. La riforma fortemente voluta dalla Democrazia Cristiana, che sin dall'inizio della legislatura ha sostenuto il lavoro del Presidente della prima Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abate, quello di oggi, afferma Paci, è un altro passo verso un processo di riorganizzazione del sistema degli enti locali in Sicilia non più procrastinabile.